A Ciampe dal Flunquar, a circa 3 km più a sud di San Giorgio di Noiar, e a Vilegnove, una delle 7 località che sono sotto San Giorgio. Il documento più antico che al nome Vilegnove, in che volte sotto dal capitolo di Aquilee, al diventa dal 1274, dove che Villanuovam è vendata in feudi a un certo signor Leonard di Brazzà. Di Villanova in Italia sono tanti e il nome a lei il misclic di due nomi collegati, Villa e Nova. Villa, prima, in antica voleva di proprietà, poi borg rural, poi più modernamente centri abitati, e Nova, Niove, semplificando le come di Nuovi centri abitati. Di fatto, tra i secoli X e XIII, il Friuli al conosce grandi opere di bonifiche, di sboscamenti, ripopolamenti e fondazioni di nuovi vilis. Di sicuro allora anche la nostra Vilegnove è divinerà proprio di quel periodo. Ma una conte popolare passata di pari in fi e dice invece che Vilegnove è stata fondata di due marinars. La storia è di sicuro fantastiche e tacche così. Una volta, due marinars, un francese e un spagnolo, che ieri imbarcati su una nave che lave su all'ause, per aver rubato il tabacco de pipe, il suo capitani gli aveva dischiariato sulla riva dell'ause te baiane. Te baiane all'era dut bosco, e a forza di vitis, a Piet, i due marinars ieri arrivati a finire in una ville tan pure, malisane. Dopo aver rapito due feminis, una parom, ieri in schiampasvie e semplice camminando al bosco, ieri arrivati sulla riva del quarto. Alle lì che si sono fermati a vivi creando un nuovo abitato, Vilegnove, a disin di fatto che alle parchel che voi, i cristins e i pines, sono i due cognomi che hanno caratterizzato e caratterizzano anche voi questo paese. La antica iglesia di Vilegnove era dedicata a San Florian. La data 1460 è stata sculpita in una pietra drentite vecchie iglesie e dovrebbe essere che de dedicazione. Parares allora fatte su prima dal 1460, ma dal 1969 la iglesia è stata sdrumata lasciando al suo posto una piazzuta con un giardino. È stata sdrumata perché così diroccate era un pericolo, ma era anche masse piccole per tigni drenti tutte la int dal paese. Il filmato originale che stai sviodint è stato fatto di Nerino Cristin dal 1969 e è l'unico documento che testimonia la demolizione delle vecchie iglesie di Vilegnove. La nuova iglesia, che di Cumò, biele, grande e dedicata sempre a San Florian, è stata fatta su d'onge dal Flunquar. La iglesia è stata inaugurata dal 1932. E la sua consacrazione è stata fatta dal 1957.
Dal stesso anno è stato benedetto e inaugurato anche il capitel con la Madonna di Lourdes, con una calorose partecipate cerimonie popolari. Già in visione di testimonianze di qualche prima comunione anche l'antin da urta al tempo. San Florian Martar, veterano dall'esercito romano, si aveva fatto cristiano sotto dall'imperatore Diocleziano. Per sua fede cristiana, Florian al vigni condannato a morte e buttato drenti tal flum, peat pal quel con una piere di mulin. La sentenza è vigni eseguita dal 304 ai 4 di mai, date che ogni anno Vilegnove riguarda il martuario di San Florian con una messe. Il sant è riconosciuto tanto protettore dai pompiers volontari e anche protettore contro le inondazioni. La festa di San Florian è celebrata soprattutto con la protezione civile, ma anche in presenza dei sforzi dall'ordine. Il personale di protezione civile, di fatto, anche al covente, è sempre pronto a prevenire e a risolvere anche casi di incendi e inondazioni. La iconografia del santo si può vedere dal rosone colorato inserito sulla facciata dell'Iglesia Persore de Puerte Grande, opera di Andrea Pavon. Di Silvio Pavon, invece, il pari, sono i delicati freschi che a fin dagli anni 40 e 50 ha insiore in pareti e aule de intere iglesie di San Florian. A Vilegnove, la festa del Perdon si celebra la prima domenica di ottobre, portando in processione la Madonna del Rosario. Chi o sing dagli anni 50. Fin arriva che dal 2012. E chi, proprio dopo la processione, o vuoi ricordare a me Rinaldo Pines, venuto manciata al 2010, alle lui che, memorie vivente, si visava des datis dai fatti civili e religiosi più importanti della storia di Vilegnove. Pal fatto di essere imprenditore agricolo, al conosceva anche per filo e per segno quest e nons di duci camps di Vilegnove e dal sodo intorno. E cui non si visi al di Mario Galli e la sua femmine Angeline, che tal curtil aveva infatti un cason di canele e lì vierte une osterie? Di sabide e di domenie il cason si trasformava in une tipiche trattorie dove che si poteva mangiare polente, bisat e pes fresc tirat su con la belanza di Mario Galli direttamente dal flum Zumiel. In questa località esiste un bel patrimonio naturale, il Bosco Ronc di Sas. Anche se cullà dal tempo alle passate sotto dal comune d'Altor, il Bosco Ronc di Sas è di Vilegnove
che est bosc è un patrimonio naturale che non è né pubblic né privat, ma è di proprietà comune, come di affidato a un ente pubblic, in questo caso al comune d'Altor, ma la proprietà è di tutta la int di Vilegnove. In tim di guerre, in vie famole sulla riva del Flunquar, gli era stato mettuto in opere un cantier navale nominato Cesare Battisti. Il cantier ha durato fino alla fine degli anni 40, poi dagli anni 50 è stato rilevato dal genio militare di Udin, facendolo diventare una caserme. Oltre a piccoli navi di legno e a trasformazioni di altri, la unica motonave in lamiere varate dal cantier è stata la Evaristo Monti di 650 tonnellate. Altri patrimoni civili di Vilegnove sono la Confraternite de Misericordie, un sodalizio che conferisce servizi di intervento, soccorso e trasporto de int che ha bisogno di curis ospedalieri, e la Società Sportive Canoe e Canotage per fiorenti attività sportive, non solo a livello regionale italiano, ma anche internazionale. Una volta ad anno, in tal partut de Società Canoe e partisce anche le battelade di Vilegnove. La battelade è una gara tra i fantasti di Vilegnove e quei di Noiar, che si sfidi in land su al Flunquar sugli sbattelis fin a arrivare sotto dal punto di Vilegnove. La competizione nautica popolare è già stata immortalata in un altri documentari. Mandi!